stamattina è arrivata l'ufficialità dei 33 licenziamenti alla metro di Venezia a Marghera. Hanno deciso, ahimè, di chiudere. Adesso vedremo la discussione come si svilupperà, abbiamo già fatto le richieste di incontro e vedremo cosa succederà. 33 lettere di licenziamento sono state recapitate ai dipendenti della metro di Marghera e dopo l'apertura dello stato di agitazione indetta quando la notizia era trapelata da Milano, i sindacati hanno già proclamato una prima giornata di sciopero per martedì 16 settembre con un presidio davanti al punto vendita a partire dalle 9:30 del mattino. Voi avete contatti con l'azienda? Cioè ci sono ancora i margini perché si rientri da questa decisione? Sì, c'è una trattativa, diciamo così, nazionale e globale sulla discussione che adesso prenderà il volo anche sul veneziano per discutere proprio dei 33 licenziamenti previsti a Marghera. Non c'è alternativa al licenziamento oppure è stato anche proposto il trasferimento in qualche altra sede? Ma adesso la discussione è appena stata aperta, diciamo così, a livello nazionale, ma dovrà entrare nel vivo anche a livello locale proprio per il fatto che è arrivata stamattina l'ufficialità. Ci sono margini di trattativa? Noi lo speriamo, adesso lo scopriremo. In un'interrogazione ai ministri del lavoro e delle imprese e del Made in Italy, il senatore Andrea Martella del Partito Democratico ha chiesto quali iniziative intenda assumere il governo per scongiurare la chiusura del punto vendita e per salvaguardare i lavoratori. Sono lavoratori per lo più anziani, tra virgolette, nel senso che dovrebbero andare in pensione gran parte di loro tra 6 e 7 anni. C'è anche qualche persona giovane che pensava veramente di aver trovato il posto della vita e invece purtroppo si ritrovano adesso con questa doccia fredda e con questa problematica che vedremo come risolvere. Altre interrogazioni sono state presentate alla Camera dai deputati Dem Maria Cecilia Guerra e Arturo Scotto. Chiedendo a Metro di fare un passo indietro su questa scelta, il segretario della Filcams CGIL di Venezia, Andrea Porpiglia, ha rilevato come il territorio veneziano abbia bisogno di investimenti lungimiranti come argine alla fragilità e alla frammentazione del suo tessuto economico.